Un boato in autostrada, il mezzo accartocciato sotto il camion, l'ennesima tragedia lungo quel tratto della 4. A perdere la vita è un 61enne della provincia di Gorizia. L'uomo era a bordo di un furgone e stava procedendo in direzione Trieste. Il grave incidente si è verificato poco dopo le 12 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto. Il veicolo, che trasportava prodotti agricoli di un'azienda di Romance di Zonzo, per motivi al vaglio della polizia stradale ha tamponato violentemente il mezzo pesante carico di bancali. Uno schianto terribile, la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà e Motto di Livenza, il medico e gli operatori del SUEM 118. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Illeso il guidatore dell'auto articolato, un uomo di Udine. Il magistrato di turno sul posto ha disposto il sequestro dei mezzi. Il tratto di autostrada è stato bloccato per oltre 2 ore per permettere le operazioni di soccorso e per la rimozione dei 2 mezzi. Si tratta dell'ennesimo incidente in quella zona. Lì c'è un problema nell'aggiudicare ovviamente la nuova concessione, non so cosa si aspetti, qualcuno credo abbia sulla coscienza quanto sta succedendo, perché non si può aspettare ancora oltre di mettere in cantiere questi 26 km di raddoppio dell'autostrada. Assolutamente noi siamo fortemente preoccupati, perché oltre che a perdere vite umane, ne sono già state perse 15 dall'inizio dell'anno, c'è quotidianamente il fermo di questo flusso. Il traffico lungo la 4 tra Cessalto e San Donà è tornato regolare nel pomeriggio.